Io invece come lavoro faceva... Io lavoravo in Fornasa, Bertui. A quanti anni era commissario? Ho commissario a 14 anni, 12 ore al giorno, mi ricordo sempre. E prima ero commissario, ma ora mio papà faceva pieri a mano, anche mio nonno, gli aveva sul topo del terreno, il banco, gli faceva, gli pestava a terra, con i piedi, faceva a malta, gli faceva tutto, e dopo gli aveva stampa, gli faceva i pieri e mi aiutavo. Ieri di famiglia, fornaciari? Fornaciari tutti, e anche i genitori della mia mamma. Diremo che qui che lavorava in Fornasa, lavorava 3 mesi una volta, perché dopo che pioveva, 3 mesi di stanno vi era, d'inverno non te lavorai, la gente che aveva fame, mi mesie, che era 10 fratelli, a parte di mio papà, che sempre nati su che a casa dove sono nata da me. In contea? In contea, dopo che andavano via tutti, mesie sì, sono tutti in Piemonte a lavorare. Cioè a Fornasa? È nata in Fornasa e anche per dai contadini, si fanno i contadini e tutto, dopo si va a sposare a Pardea. In Piemonte dove andavi? A Biella, a Astia, andava per tutto, a Torino, a Alessandria, andava qui che adesso ci sono loro, ma quando bisogna via era fame, non era mica da mangiare qua. Ma in Fornasa si lavorava 3 mesi? 3 mesi e basta, se dopo in due navi, per fossi, dai, non c'è per pesci anche a me, se cai mi fossi, come papà. Da mangiare a sera, hai trovato i radicetti qui di troso. Dopo che cominciare di più, che cominciare con i essicatoi, con robe moderne, e ora lavoriamo più mesi. E ora abbiamo cominciato a lavorare a sta casa solo che 3 mesi, all'inverno, si è cambiato. Più che anni passava, più robe elettroniche veniva fuori, più robe che potevi lavorare di più. Sì. Intassai là e poi dopo non ti caricai un po' di ore. Chi lo portava il carriore? A Ramì. Eppure c'era una ragazza? Una ragazza di 14 anni, quando ti veniva a portare qui secche che pesava come non so cosa, insieme a stiva per dopo scaldare, per dopo cucinare, allora Adriana si stava su Sky e aveva freddo tutte le sere, come venivamo a fare, facevamo un giorno per uomo, con che altre cose, qui invece comandava i più giovani appena venuti, bisognava stare che facessi i lavori più pesanti. E ora bisognava che mi ciappasse via, che nasce su così, fino al secondo piano, perché io ho in mano così, dalle 14 ore alta così. Porca miseria, una casa 14 ore. E io che io mi occupava. E ora mi va via, per carità, come era che il giorno anno che doveva morire. E mi va via 2 o 3 volte a settimana a fare questo lavoro qua, perché dopo una stava male, l'altra stava bene. E poi bisogna che ti facessi, qui era così, E anche con caricacami, ho avuto su piede, sul camion non era il gru. Avevi i guanti? Tutti qua i guanti, ma anche che cosa sangue non era niente una volta, non vi era guanti, non esisteva, nessuno aveva i guanti. E se no c'è parli da sopra e mettere bene sul camion, dipende da come che... Era anche pericoloso, se ti sbrinsava. Era pericoloso. E questo fino a quanti anni che ha fatto questo lavoro? Questo qua l'ho fatto fino ai 19 anni, dai 14, perché dopo suonava la Tognana. Devo suonare meglio, diremo, dopo la sigla lo stava bene. Devo lavorare stando sentata e... A differenza enorme, insomma. Sì. Anche là però era... E anche fatto che mi avevo sposato. Era sui decalcamonie che faceva il monastro, gli metteva i piatti con questa cosa di carta, li tirava via la cartina, nati con una strassetta che veniva mica a posto sta decalcamonie, sto fioretto che era sul piatto. E passando avanti era un lavoro leggero. A mano. A mano, che devi una strassetta, tira via le bolle di acqua che restava sul disegno. Poi metto sui forni, quello, se no fai i fietti di oro con torno ai piatti. E come vuoi passare i fietti? Che sia macchina apposta, te cosi, te vadi, Sì, sempre sentata a me. Io non ho mai portato pile di piatti, ho fatto fatica, là stava bene. E come mai era questa fortuna, diciamo? La fortuna che era ora che Tognana aveva su un sacco di cose, la mia amica che era là, e Tognana aveva detto su, stava subito, perché aveva su un sacco di gente che serviva. Tognana quel vecchio, proprio quello che era sulla strada, no? A Sebri, dove c'era Villa. Là non dentro un altro, là in parte. Ed era cosa, Aldo, sì, era 4 fioi, sì. Poi non so neanche se si è vivo, se si è morto, non so che suo fioi vedo per televisione a volte. Nicola, suo figlio? Nicola, sì. E là è stato finché si è sposato? Io mi devo sposare nel 63. E sono stata, mi devo sposare la domenica, sono stata a lavorare fino al venerdì di sera, che mi aveva dispiaciuto perché tanto che pianto, mi sono toccato a casa per curare tutti quanti. Mia suocera era mese in firma, era buona famiglia, 7 o 8 persone, mi devo sposare. Sto a casa a lavorare.